Siamo alla Porta Marina, se non mi sbaglio, e andiamo perché c'è l'evento, probabilmente l'evento dell'anno, il processo a Filippini, che verrà espletato in comune, eccezionalmente perché la sala del Tribunale di Gela era impegnata per una cosa di Crocetta, con Saverio Di Blasi, non lo so. Comunque, ora assisteremo a questo diciamo, processo di Gianni Filippini. Qui in diretta c'è anche Un giorno in pretura. Non ci interessa la domenica! Ma dalla sera! Che ci interessa di cosa la sera? Qua dobbiamo affrontare il problema questa sera! Bravo! Però scusate, io anche per dare una risposta, scusi se la interrompo, io ho parlato e mi pare di essere stato chiaro, io ho detto di dare un po' di spazio a questa vicenda molto importante, ma continuare un ordine del giorno, l'avete sentito tutti. Presidente, lei è stato bravissimo stasera, perché fa trattare un problema, dato che in questa giornata particolare, in questa città, con il problema del depuratore di Vecchitella, con i rifiuti in mezzo alla strada, noi siamo da qualche ora in emergenza sanitaria in questa città. Forse siamo rispettati i cittadini che ha una giornata che ha rifiuti per strada e in più il cattivo funzionamento che persiste nell'interno del Vecchitella. Andavano a fare un processo a Filippini stasera. Ma se il processo a Filippini è stato rimandato? Che ne so? C'era stasera il consigliere Giù. Lo amate troppo. Ma un processo a Filippini è stato rimandato stasera? Ma un processo a Filippini è stato rimandato? C'era stasera un processo a Filippini? Non faccio parte della giuria. Perfetto, non sai quindi com'è andata? Faccio parte della giuria. Lei faccio il pubblico ministero. Ora che Sì. Va bene, niente, probabilmente il processo a Filippini è stato rimandato. C'erano altri casi urgenti. Se l'è scansata per questa sera, Filippini. Ciao Filippini. Dai, TVB un po', dai, ciao ciao.